A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, una serata questa del 2 agosto ancora incentrata sul Tommaso Grassi Award Super Frustino. Si comincia però con un confronto riservato ai gentleman. Sul miglio sono in 10, 1 Admiral Man, 2 Benvenuta ADL, 3 Zelcolm, 4 Roger OP, 5 Zoccolo Jet, 6 Bad Girl Fee, seconda linea, 7 Albai DBL, 8 Attila, 9 Boregal, 10 Adone Dalvio. Macchina che lascia andare i concorrenti e subito lottano Roger OP e all'esterno Zoccolo Jet che attacca. Roger OP regge l'affondo di Zoccolo che insiste però sulla piegata. Attacca numero e 9 dopo 200 metri squalificato, ottiene il via numero libera 6 Bad con spesa, Girl ma FI comunque 14 tra i primi 200. È passato in vantaggio Zoccolo Jet sul immediato rivale Roger OP. La terza posizione per Zelcolm, poi gli altri a seguire in un quarto iniziale che è andato via in 29,2 con 14,9 di secondo parziale. Nonostante il rallentamento ne è scaturito comunque un bel quarto d'apertura e ora all'esterno cerca di farsi luce Albai DBL. 600 che vengono percorsi nell'ordine del 45,5 e ora davanti alle tribune c'è la progressione di Albai che arriva al sediolo di Zoccolo Jet, che ha comunque potuto graduare nel secondo quarto di gara con un 30,8 dopo il 29,2 iniziale. Roger OP sempre in seconda posizione a precedere Zelcolm e quindi gli altri a seguire in identico schema con allargo anche Admiral Man che ha preso la schiena di Albai DBL. Roger OP invece è in calo grave a 450 dalla conclusione, cerca di andarsene Zoccolo Jet. Lo scatto intanto di Admiral Man si porta con decisione su Zoccolo Jet a metà della curva conclusiva. In terza posizione rimane Albai DBL, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, insiste nella sua offensiva Admiral Man che attacca a centropista e nel finale si avvantaggia. Admiral Man viene a vincere, mentre per il secondo posto sul palo finiscono molto vicini Zoccolo Jet e Zelcolm. 1,15,8 il ragguaglio conclusivo. La vittoria però è netta per Admiral Man e PG Michelotto in sediolo, che sul palo emerge chiaro vincitore. Andiamo a rivedere le battute conclusive di Admiral Man, PG Michelotto e Massimo Trevellin al training. Di successo nettissimo, mentre la lotta per il secondo vede Zelcolm che raggiunge Zoccolo Jet. Ci sarà probabilmente foto per il secondo posto. Andiamo a rivedere se possibile il rallenti per il secondo posto. La vittoria netta per Admiral Man, finisce a bomba Zelcolm. C'è stato l'errore invece di Albai DBL agli 80 conclusivi. È sul palo, è difficile davvero sbilanciarsi.